Cani pastore, cani da salvataggio, cani da guardia e compagnia. Gli amici a quattro zampe sono sempre pronti ad aiutarci e supportarci. L'associazione Puppy Walker Onlus, nata nel 2004, si occupa dell'addestramento di cani da guida e assistenza fino alla loro donazione al richiedente. L'associazione, che in passato si occupava solo della formazione dei cuccioli, futuri cani da guida utilizzati da non vedenti e ipovedenti, oggi si occupa anche dell'addestramento di cani da assistenza, che favoriscono l'autonomia di persone con handicap. Con 15 anni le è rimasto particolarmente impresso qualche episodio durante questa esperienza? Ma la mia esperienza nasce all'inizio come famiglia affidataria, quindi tutta quella parte legata al cucciolo e quel distacco che poi devi avere per lasciarlo andare appunto verso l'addestramento e verso un non vedente. Ci sono tanti episodi, adesso mi viene in mente perché abbiamo anche qua Daisy, i momenti in cui magari non leggi, non capisci cosa ti vuole rimandare il cane, no? E ad esempio il fatto magari di essere lasciato un po' più solo. Mi ricordo sempre che Daisy un giorno si è presa un cappello che era pronto per uno spettacolo, perché noi facciamo anche spettacoli teatrali per accimolare qualche soldino, che ricordiamo la nostra associazione vive di 5 per 1000, vive di donazione di tappi e poco altro ancora. Facciamo anche spettacoli teatrali e lei era andata a pigliare questo cappello di paglia e me l'ha praticamente mangiato, quindi là panico perché dovevamo andare in scena, però là c'era un messaggio sotto, un messaggio del cane: mi hai trascurato perché tu sei impegnata a fare altro. Quindi tantissimi episodi, ogni cane ha lasciato un segno a casa nostra e lascia un segno costantemente quando noi vediamo il cane fare acquisire autonomia a una persona. 2 fine settimana per festeggiare 15 anni della Puppy Walker, una nostra associazione tanto attiva nel territorio che addestra cani per non vedenti ma anche per persone con disabilità diverse e fa veramente un insieme di iniziative aperte a tutta la cittadinanza. Ci saranno corsi, ci saranno marce, ci saranno momenti dove incontrarsi e dove conoscere di più anche le attività di questa nostra associazione. In occasione del 15° anniversario di questa associazione con sede a Selvazzano sono stati organizzati una serie di eventi. Il primo in programma per sabato 21 settembre sarà il convegno Lutto e Pets, lasciare andare un atto d'amore, organizzato dalla professoressa Ines Testoni in collaborazione con l'associazione Puppy Walker e l'Ordine degli Psicologi del Veneto, presso la sala conferenze di Piazza Zanellato a Padova. Si continua poi sabato 28 settembre con la lezione di osteopatia per gli amici a quattro zampe presso il centro civico Fabio Presca a San Domenico. Poi domenica 29 settembre sarà la volta di una lezione teorico-pratica di fisioterapia animale presso la sede dell'associazione Puppy Walker in via Pietro Schiavo 20 a Selvazzano. E si finisce con l'evento Aesthetic Run Forum della Fiducia alle 14 in via Torino 7 domenica 29 settembre. Zwischenberg Channel News, Selvazzano dentro.